benvenuti al mio nuovo video. Oggi giro in mountain bike, sono in compagnia di Enrico, ciao, Moro. Facciamo la salita del Malgazzolle, poi scenderemo a Val Barbarena, saliremo a Tonezza per poi scendere la strada degli Alpini fino a Castana. Ciao, a dopo. Arrivati alla Serra, adesso facciamo la strada di Stancari. Giolle Toraro. Poi noi scenderemo da questo lato qua delle montagne del Monte Cimone, il sentiero degli Alpini. Arrivati a Malgazzolle, adesso scendiamo giù per Val Barbarena e saliamo fino a Tonezza. Contravalle, manca poco, ma abbiamo salito il 20% che Enrico fa a piedi, non so perché, tutto impennando. Guarda, guarda. A Contravalle qua ci fermiamo. Una piccola pausa, Toraro, Campomoleon, poi abbiamo Spizzetto Tonezza e là abbiamo Monte Campolongo. Questo è il sentiero della spada della roccia, Scalibur.
Abbiamo la salita fino al Monte Cimone su asfalto, gli ultimi 200 metri di dislivello, e poi si scende per il sentiero degli Alpini. 200. Qui a destra ci sarà la partenza del sentiero per la discesa, il sentiero degli Alpini, che faremo dopo. Adesso saliamo al Monte Cimone, dove c'è una vista a 360 gradi. Ultima rampetta prima del Cimone. Guardate che spettacolo! Siamo arrivati al Cimone. Arrivati poi c'è Cima Cavioio, dove sono salito con Rudy qualche mese fa, che abbiamo fatto della piccola faratina al pezzo finale. Vorrei andare giù per impennare. Piovene è dietro quello cucuzzolare, il Ponte Summano e l'Angelo. Dietro là c'è Piovene. Abbiamo fatto tutta la ciclabile, saliti per questa valle qua, sotto Nesa e poi a Cimone. Guarda dove vi porto! Per la discesa bella impiccata. Adesso noi scendiamo al piazzale degli Alpini, 10 minuti. E il liquido sta uscendo, speriamo in bene, se no Enrico va a casa per asfalto e noi scendiamo comunque, siamo bastardi. Lavoro, pronto. Calziti, pronti? Porta attrezzi. Perde dal raggio, mai visto una cosa del genere. Significa che il nastro si è mosso. Scendiamo il sentiero degli Alpini. Ecco qua, strada degli Alpini. Ora mezz'ora, 20 minuti siamo giù in bici. Manca poco arrivare a San Rocco, finire bello starato qua. Com'è Moro staratino qua? Come impegnativo? Insomma dai, non è pericoloso però Enrico, giusto? No, va a andare piano. Scesi fino a Castana per il sentiero degli Alpini, molto fattibile, un po' smosso ma mai pericoloso. Adesso facciamo a ritroso la strada della ferrovia fino a Piovene. Andiamo dopo quasi 6 ore e 1400 metri di dislivello e quanti chilometri? 52 km siamo arrivati a Piovene. Giro impegnativo soprattutto per la discesa un po' smossa, però i miei colleghi qua di bici oggi si sono divertiti. Un ringraziamento a Moro
Enrico Ciao. e ci vediamo alla prossima. Ciao.